tutta la Chiesa del Triveneto lo attende con gioia. Una quindicina i pullman che ufficialmente raggiungeranno Re di Puglia dalle province venete all'alba di domani, ma moltissimi saranno i fedeli che anche coi propri mezzi raggiungeranno la zona del Sacrario sperando di incrociare lo sguardo benevolo di Papa Francesco. Il Papa arriva a Re di Puglia per 3 ore di preghiera davanti ai resti di 100.000 morti, gran parte dei quali giovani veneti, gran parte dei quali rimasti per sempre senza nome. Al fianco del Papa a concelebrare assieme a lui la liturgia ci sarà un altro Francesco, il patriarca di Venezia, Moraglia, che ai primi di agosto ha pregato sulla cima del Grappa in una commossa commemorazione tra le molte di questo centenario della Grande Guerra. Ai cristiani, ma anche a tutto il mondo, il Papa dice parlerà con parole, ma soprattutto attraverso questo suo gesto contro la mattanza delle anime di Dio. Diventa un gesto al di fuori della facile retorica profetico, perché stiamo vivendo una situazione mondiale che non va assolutamente sottovalutata, per certi aspetti ha delle analogie preoccupanti con altri periodi storici recenti. Il Papa è profondamente preoccupato per i conflitti che stanno insanguinando il mondo. Siamo di fronte a una guerra diffusa, strisciante, che non è più solo a livello di teatri locali, ma a livello più ampio, globale. Al fianco del Papa ci saranno i prelati e i preti del nord-est, uniti nella preghiera e nella richiesta di dire no alla guerra, all'orrore. Ci sarà col patriarca Moraglia il vescovo di Padova Mattiazzo, accompagnato da una decina di preti delle sue diocesi, tutti impegnati ogni giorno ad affrontare la realtà per tradurla in parole cristiane. Fare un po' il punto della situazione guardando a un secolo fa, ma con gli occhi ben fissi sul presente.